Siamo qui con il mister dell'Hellas Verona, Matteo Pachera, a cui chiedo subito che partita è stata. È stata una partita difficile, molto difficile, lo sapevamo perché avendo visto giocare il Bologna sapevamo che era una squadra molto organizzata, molto tosta anche a livello atletico. È stata una partita difficile, però le ragazze sono state molto brave nel primo tempo a fare gol e purtroppo nel secondo tempo, inizio del secondo tempo abbiamo avuto due occasioni da fare il quarto gol e abbiamo sbagliato e poi abbiamo sofferto un pochettino. Sì, nel finale c'è stato un po' di sofferenza, ma comunque siete riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali. Sono fondamentali e adesso cerchiamo di dare continuità a questi risultati e pensiamo già subito alla prossima. Seconda vittoria consecutiva, quindi insomma si cerca la terza. Si cerca di fare prestazioni importanti come è successo nel girone, diciamo, fino a questo punto, ecco, e dopo se vengono le vittorie meglio. Grazie mille, grazie. Siamo qui con la calciatrice del Bologna, Linda Giovagnoli. Linda, che partita è stata? È stata una partita difficile, lo sapevamo, l'abbiamo preparata bene in settimana. Sono una squadra forte, compatta, con delle buone individualità, ma noi altrettanto ce la siamo giocata, siamo andate sotto 2 volte e l'abbiamo recuperata. È mancato quel qualcosa in più sulla quale stiamo lavorando e cercheremo di dare il massimo nelle prossime partite. Siete però molto determinate perché non è mancato lo spirito a questo Bologna che ci ha provato fino alla fine per cercare il gol del 3-3. Sì, questo qui è il nostro punto sulla quale stiamo cercando di lavorare, il carattere. Dobbiamo continuare così perché prima o poi ci toglieremo molte soddisfazioni, ne sono certa. Grazie mille. Grazie a voi. Siamo qui con Federica Anghileri, calciatrice dell'Hellas Verona. Federica, che partita è stata? È stata una bella partita, una lotta, soprattutto nel secondo tempo, però siamo state brave, volevamo fortemente i 3 punti e li abbiamo ottenuti. Una vittoria importante che arriva dopo la roboante vittoria sul San Marino per 4-0. Era una trasferta difficile, lo è stata. È stata una trasferta difficile, sì, però volevamo dare continuità di risultato e migliorarci come facciamo partita dopo partita e si è visto. Abbiamo lottato fino al 95esimo e l'abbiamo portata a casa, quindi siamo molto contenti e siamo molto orgogliose dello spirito che ci abbiamo messo. Grazie mille, grazie. Grazie. Siamo qui con l'allenatore del Bologna, Simone Bragantini. Mister, che partita è stata? È stata una partita dove nei primi 10 minuti non eravamo collegate perché abbiamo preso subito un gol molto fortuito da parte loro perché era un cross che si è infilato al set e quindi lì magari ti va giù un po' quello che è la fiducia che sarà costruita anche durante la settimana. Poi prendiamo un gol sciocco perché su una marcatura è saltata e quindi sull'angolo e dopo siamo state brave perché secondo me a parte il primo quarto d'ora 20 minuti anche del primo tempo per il resto della partita abbiamo fatto bene, magari non sempre in maniera pulita, però c'era la voglia anche a fine del secondo tempo, c'è stata molta voglia e determinazione ed è mancata la zampata giusta perché le occasioni ci sono state per poterla pareggiare. Sì, ci sono state molte occasioni in cui potevate raggiungere il gol del 3-3, soprattutto avete messo in difficoltà l'Hellas Verona nel secondo tempo. Sì, ma infatti abbiamo fatto un buon secondo tempo perché quando poi si crea tanto, a volte magari crei anche con delle azioni magari che possono sembrare così casuali, invece no, perché noi comunque andiamo ad attaccare molto la profondità per le caratteristiche degli attaccanti, poi invece abbiamo anche creato delle occasioni con un buon fraseggio ed è mancato proprio l'ultimo tiro, l'ultimo momento per poter concretizzare. Ultima considerazione, bisogna ripartire da questo spirito. Ma lo spirito assolutamente sì, perché sfido una squadra che a fine prende un gol nell'ultimo minuto, aveva accorciato del primo tempo e ripartire da sotto 3-1 contro una squadra molto esperta come l'Hellas e riuscire a mettere in difficoltà, quindi vuol dire che l'atteggiamento è giusto, lo spirito è giusto, è ovvio che c'è da cambiare radicalmente quello che è l'attenzione nei nostri 16 metri. Grazie mille, grazie. Grazie a voi.